da punto di incontro, scambio e organizzazione per i cittadini e le realtà presenti sul territorio. Coordinare e sostenere tutte le iniziative volte a favorire una migliore qualità di vita in tutti gli ambiti: lavoro, istruzione, salute, alimentazione, eccetera. Valorizzare le qualità del singolo individuo. Diffondere una cultura che considera le differenze tra i popoli e territori come fonte di arricchimento. Promuovere le relazioni dal vivo e creare occasioni di aggregazione e inclusione. Garantire e diffondere il libero arbitrio. Aggiornare in merito alle normative vigenti e alle relative evoluzioni che impattano sulla quotidianità. Riconoscere e tutelare i diritti naturali di ogni persona. Allora, questo è un elenco di tutte le attività possibili all'interno delle sedi, quindi abbiamo capito che cerchiamo di valorizzare soprattutto l'aspetto umano e le qualità di ogni persona e prenderci carico anche di quelle che possono essere, come abbiamo detto, le istanze della collettività. Ovviamente, come in tutti poi i comitati e le associazioni, il comitato si prefigge altresì la realizzazione di attività e manifestazioni pubbliche, culturali o artistiche ritenute utili al perseguimento degli scopi fondativi. All'uopo il comitato potrà organizzare raccolte pubbliche di fondi, campagne di sensibilizzazione, svolgere attività di promozione, di coordinamento e gestione delle iniziative. Il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal presente statuto. Quindi ovviamente tutte le attività che andremo a fare saranno poi finalizzate a riuscire a realizzare questa sede fisica sul territorio. Articolo 2. La Costituzione. Si costituisce un comitato denominato Umanità Attiva, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente statuto. Qui adesso ci sarà una serie di punti più tecnici. Articolo 3, adesione. L'ammissione si perfeziona con la compilazione del modulo di richiesta di ammissione a socio, l'adesione e l'accettazione del presente statuto. Ogni aderente potrà essere escluso qualora, per storia personale o d'organizzazione o comportamenti posti in essere, sia considerato incompatibile con lo scopo del comitato. Articolo 4. La sede. Il comitato ha sede legale provvisoria in via. Allora, la sede legale è il luogo in cui verrà mantenuta la documentazione relativa alle assemblee, a tutto quello che viene deliberato nel comitato. Questa sede verrà poi scelta e indicata all'interno sia dello statuto che dell'atto costitutivo. Il comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. Articolo 5. Gli organi. Allora, sono organi del comitato l'assemblea generale, quindi l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, che noi abbiamo fissato in 7 persone, e il presidente. Allora, l'assemblea generale è l'organo formato da tutti gli aderenti regolarmente iscritti. Si riunisce almeno una volta all'anno e deve essere convocata dal consiglio direttivo o su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti. L'assemblea verrà convocata attraverso la chat Telegram del comitato o altro metodo che garantisca l'invio della comunicazione agli aderenti. L'assemblea delibera con maggioranza 50+1 sulle seguenti materie: le elezioni del consiglio direttivo, l'approvazione delle iniziative del bilancio annuale, determinazione delle linee generali dell'attività del comitato,
l'esclusione degli aderenti e le modifiche dello statuto. Le modifiche del presente statuto necessitano della presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In fase di seconda convocazione si riterrà autorevole la maggioranza semplice. Poi, il consiglio direttivo. Il comitato è amministrato dal consiglio direttivo, composto da 7 membri, la cui carica decaderà annualmente. Quindi ogni anno verrà fatta un'assemblea specifica per la rielezione o la riconferma del consiglio direttivo. Il consiglio si rinnoverà di anno in anno entro la data del 30 aprile. Al consiglio direttivo compete la presentazione all'assemblea delle iniziative e delle proposte di bilancio annuale, l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi, l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, l'espletamento di tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, utile e necessarie per il perseguimento degli scopi. Il Presidente. La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. In caso di mancanza o altro impedimento temporale, ne farà le veci il Vicepresidente. Il primo consiglio direttivo è stabilito all'atto costitutivo e dura in carica un anno. Il Comitato si riunirà secondo le necessità su convocazione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei soci. Le convocazioni contenenti l'ordine del giorno verranno comunicate via Telegram sulla chat Umanità Attiva Operativa ed inviate almeno 24 ore prima della convocazione. Articolo 6. Patrimonio. Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi e o ad ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni immobili o immobili. Il patrimonio è altresì costituito dalle entrate derivanti da tutte le attività eventualmente realizzate, in conformità alle finalità istituzionali del Comitato. La gestione patrimoniale è affidata agli organi del Comitato. Articolo 7. Esercizio finanziario. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di gestione il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario da presentare per l'approvazione da parte dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Cosa vuol dire? Ogni anno il direttivo prepara un rendiconto, un bilancio delle entrate e delle uscite delle attività finanziarie ed economiche, poi verrà indetta un'assemblea generale dove il bilancio verrà presentato ai soci in modo che tutti abbiano la visibilità di quelli che sono stati i movimenti economici e finanziari all'interno del Comitato. Poi, articolo 8, gratuità delle cariche. Ai componenti del Consiglio direttivo e ai soci non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Articolo 9. Durata ed estinzione del Comitato. Il Comitato avrà durata illimitata o fino a diversa decisione espressa dall'Assemblea ordinaria, compresente almeno i 2/3 dei soci. All'atto dello scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione e o Comitato
con finalità identiche o analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,190 della legge 23 dicembre del 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Molti punti, articoli di quelli che sto leggendo fanno parte dello statuto perché sono obbligatori per legge e vanno indicati al fine anche di avere poi eventuali agevolazioni o regimi fiscali agevolati. Norme di rinvio: all'articolo 10 abbiamo le norme di rinvio, ovvero per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia. Allora, questo è quanto riguardo allo statuto. Non so se qualcuno vuole fare un commento, ha bisogno di un chiarimento. Per quanto riguarda il depositare lo statuto e l'atto costitutivo, è una decisione che verrà presa in assemblea, cioè oggi. Ci rubano il nome di nuovo. Sì, no, diceva per quanto riguarda il depositario dello statuto. Sì, era all'ordine del giorno che ci sarebbe stata anche la votazione in merito, e in ogni caso la soluzione intanto provvisoria sarebbe quello di registrare in comune, protocollarlo in comune in modo che gli atti siano comunque protetti. Oltre allo statuto, quando si costituisce un comitato o un'associazione si redige un atto costitutivo, quindi sono due documenti diversi. L'atto costitutivo è il documento che viene realizzato al momento della costituzione del comitato, mentre lo statuto sono le regole che poi verranno adottate all'interno di questo comitato. Sì, lo statuto è il regolamento. Lo statuto è il faro, il perimetro, e poi il regolamento va fatto in realtà. Ah, sì, dopo si può fare anche un regolamento interno che serve alla gestione delle questioni. Marcello, giusto? O sbaglio? Marcello, giusto? Cioè, lo statuto non è il regolamento. No, sono due cose diverse, sì. Puoi intervenire un attimo? Come passiamo Va bene, allora intanto se qualcuno vuole già farsi promotore di questo comitato può anche sottoscriverlo. Alcune persone già hanno chiesto di aderire e di essere tra i promotori anche se non sono presenti. Invece una cosa è se c'è qualcuno che vuole fare un intervento di qualsiasi natura, vuole dire qualcosa. Gianna, per esempio, c'è qualcosa che vuoi dire? Io 2, 3, 4, 5, ma le metterò dopo, adesso devo mettere le cose. Boh, adesso è chiaro che noi stiamo guardando al futuro. Questo è un progetto che si rivolge a tutto il paese, per cui è ambizioso. E siccome è ambizioso non può dare l'impressione di essere un pallone che noi mettiamo a disposizione per giocare fin tanto che il pallone sta nelle nostre mani. E questo è il motivo per il quale questo direttivo sarà dimissionario di anno in anno, anche perché nello statuto è ben scritto chiaramente che l'obiettivo è quello di creare sedi un po' ovunque, e quindi se vogliamo che il resto del paese aderisca a questo spirito eccetera, dobbiamo garantire loro la possibilità di incidere, partecipare in maniera democratica. Quindi non si può dare l'impressione che ci sia qualcosa di blindato come fanno tanti altri, perché purtroppo in questi anni
tutti creano un contenitore mantenendone in mano le chiavi, chiedendo ad altri di aderire e farne parte, e poi chiaramente ci si trova sotto l'egida di qualche padrone che in qualsiasi momento può svoltare di testa e diventare un dittatore. Siccome noi dittatori non li vogliamo e combattiamo la dittatura, i primi che non possono dare l'impressione di esserlo siamo noi. 2 anni e mezzo fa nascemmo in questo modo e siamo stati coerenti fin tanto che abbiamo potuto nelle vesti in cui eravamo. Oggi ci proponiamo con qualcosa di molto più inclusivo, di veduta amplissima. L'idea è quella di proporsi a generazioni giovani, persone giovani. Quindi non c'è nessun presidente, nessun consigliere preconfezionato. Io direi invece che dobbiamo trovare tra di noi, alcune persone in queste settimane si erano rese disponibili, alcune già si sono ritirate per timore della responsabilità che ci rappresenta, ma noi abbiamo bisogno di 7 persone che si prendano un po' la responsabilità di portare avanti questo progetto in maniera significativa. E quindi, siccome in passato avevamo anche agito all'interno di un comitato in cui certe inadeguatezze erano manifeste e ancor più si sono manifestate poi successivamente, dobbiamo anche cercare tra di noi le persone che hanno un certo tipo di competenze. Nel precedente comitato c'era tra i consiglieri Giulio Micelli, che ha dimostrato una integrità morale e una volontà di perseguire un cammino di verità che lo rende sicuramente tra i più meritevoli e autorevoli per far parte di questo consiglio direttivo. La sua compagna Giulia, che si è tanto prodigata in queste settimane, avendo 2 bimbe da seguire, non potrà garantire la sua partecipazione, mentre chiaramente uno dei 2, quindi Giulio ce lo cederà se Giulio conferma di essere disponibile, chiaramente. Allora, Daniele, tu avevi dato disponibilità, io chiedo a chi non ti conoscesse di presentarti e se confermi la tua disponibilità, come spero, insomma. Come consigliere o presidente, anche poi vediamo il presidente. Al netto della mia presenza, perché come sapete non sono di Udine, no? Quindi non potrò essere sempre presente, sarò presente finché posso. Però sì, se mi volete mi candido come... se mi volete. Racconta un po' di Se mi accettate. Racconta da quando ci conosciamo, cosa hai fatto in questi 3 anni, di cosa ti occupi, perché non tutti ti conoscono ed è giusto che lo sappiano. Allora, io ho gestito tutta la parte di Trieste, tutta la parte contro la dittatura e tutte le manifestazioni eccetera venivano gestite un po' principalmente da me. Poi sono andato un po' in iperstress dopo 2 anni e ho lasciato delegato agli altri. Però per 2 anni mi sono fatto abbastanza il mazzo a Trieste per quanto riguarda le manifestazioni, No Green Pass, ero anche dentro il No Green Pass, ho gestito la parte di Io Apro regionale, facendomi aiutare anche da altre persone chiaramente, altrimenti non sarei qua con voi a parlare. Flash Mob in terza unità. Sì, ho gestito Dansare Ancora con la Lisa Farini di Roma in tutta Italia, non so se l'avete vista, l'avete fatta. L'abbiamo fatto anche noi. Sì, anche Claudio. E insomma un po' di cosino, dai. E scrivevo anche per il giornale prima che mi cacciassero era un anno fa ormai, perché ho scritto contro Draghi e contro qualcun altro, quindi non andava molto bene. E sono stato cacciato dall'oggi al domani, non riuscivo a entrare più con la password, senza spiegazioni, senza nulla. Sì, però vabbè, lo facevo più per spirito così che non per soldi, non lo facevo per soldi. Per un giornale di Udine, il Friuli di Udine, tra l'altro. Sì, e basta, questa è la mia presentazione. Se vi va bene mi propongo come consigliere.
ripeto, sempre al netto della mia presenza, perché io sto a Trieste, gestisco varie cose a Trieste, quindi non potrò esserci sempre, questo lo premetto. Giulio Micelli, buonasera a tutti. Mi occupo di Kundalini Yoga, mi è sempre interessata la salute dell'umanità, quindi anche agricoltura, anche salute, umanità. Per via delle competenze, ma se posso entrare nel consiglio è solo non per competenze, ma per quanto riguarda proprio l'aspetto umano o la ricerca della verità, che è una cosa che a me riguarda. Per il resto sì. Io ho bambini piccoli e mi interessa il futuro di questa generazione. E non è poco. Anche nell'altro gruppo mi ritrovavo con tanti pensionati, però non avevano la mia necessità come genitore di vedere cosa faremo dopodomani. Sì, proprio anche nel vicino, non solo come progetto futuro. È proprio che strada devo proporre ai miei figli. Ecco, questo mi interessa nel gruppo, perché possa uscire quello che a noi domani opereremo su quel campo per aiutare le persone che verranno dietro a noi e al nostro modo di fare, speriamo coerente e umano se non è altro. Ok? Buonasera. Angelo. Racconta un po' di te. Non ti conosci. Penso che non mi conosca praticamente. Allora, io sono uno degli ultimissimi. Devi farti sentire. Adesso bene? Ecco. Io sono uno degli ultimissimi arrivati. Io ho conosciuto Alessandro in quell'esperienza ho rimosso Coordinamento civico. esatto, al coordinamento civico. È stata un'esperienza abbastanza devastante da un certo punto di vista, però mi ha permesso di conoscere Alessandro e ho iniziato a venire alle riunioni organizzate da voi e devo dire che qua ho trovato gente interessante, ho trovato valori e ho trovato energia, per cui ho deciso di mettermi a disposizione se deciderete di avere bisogno della mia attività, insomma. Racconta un po' questa esperienza. Come esperienze io ho fatto 7 anni l'addetto stampa per un gruppo di parlamentari, 5 anni di addetto stampa del questore della Camera dei Deputati e 2 anni il capo segreteria del Presidente del Consiglio della Regione. Poi mi sono completamente rotto le palle della politica e mi sono ritirato a fare altre cose nel privato. Se non fossi stato coinvolto in quelle riunioni là avrei continuato a rimanermene per i fatti miei, però questa esperienza mi ha dato una nuova energia, per cui se avete bisogno sono qua. Bene, per motivi importanti spero che per le 7 potremo dire che è nato questo comitato. Marcello, tu ti rendi disponibile? Preferisco imparare prima, poi eventualmente dare la mia disponibilità. Sono arrivato da troppo poco per poter Ok, allora grazie devi andare, Roby? Ti contiamo tra i fondatori di questo comitato? Sì? Bene, perfetto. Roberto. Ok. Ciao Roberto. Bene. Come volevo precisare, abbiamo la possibilità di sottoscrivere oggi e anche nei giorni successivi questo atto costitutivo
per acquisire la qualità di soci. Ivan, sei disponibile tu come consigliere? Io mi sento un po' come... Ti prego. Mi sento un po' come Marcello perché io frequento questo gruppo da luglio più o meno e sto imparando un po' tante cose di politica, che non ero zero, e di quello che è veramente la realtà, perché fino all'altro giorno anch'io come tanti probabilmente vivevano in un'altra realtà che non è la verità che cerchiamo noi. Non posso dire di avere competenze particolari, sì, cioè, se volete vi faccio da personal trainer, cioè, questa è la mia competenza, però quello che so, e magari lo faremo più avanti in altre riunioni, mi sto un po' interessando all'argomento della geoingegneria, insomma delle strisce nel cielo, e avrei piacere di condividere con voi quello che ho imparato, sto imparando per essere attivi e fare qualcosa per la nostra salute e anche per la salute della terra. Sto imparando anch'io queste cose, ma insomma si possono trasmettere e ci saranno un po' di discorsi da fare, insomma questo potrei portare, però come consigliere Alessandro mi sento ancora un po' troppo con le spalle un po' troppo graciline ancora, non so come dirti, però sì, ben venga, sosterrò, sono qua, ho scelto la parte giusta per istinto, come l'istinto mi ha detto di non andare a fare buchi sul deltoide, quindi Buchi sul deltoide è carina, bello. Giampiero, anche lui è uno di quelli che faceva le dirette dal Molo Settimo, dall'Arco 4 del Molo Settimo di Trieste un anno e mezzo fa, ed è una persona molto competente. So che non è una bella giornata, ma abbiamo bisogno di te, per cui vieni qua. No, non lo so anch'io. Microfono. Sì, la disponibilità di fare, non so, dipende dall'impegnativo che si porta dietro, perché c'è un periodo umano abbastanza casinato. Comunque sì. Sei disponibile come consigliere? Sì, sì. Bene. Ascolta un po' di pazienza con me con le mie presenze, quello sicuramente. Racconta un po' le tue competenze, che hai gestito il canale per anni. Sì, beh, in questi anni diciamo che mi sono impegnato abbastanza, salvo l'ultimo periodo, ecco, gli ultimi mesi no, ero un po' scomparse. Precedentemente nei momenti un pochettino più di crisi c'ero sicuramente un po' dovunque. Tra Trieste e Udine, insomma, dove poteva servire la presenza di qualcuno a fare qualsiasi cosa. Anche Giampiero è disponibile. Giampiero è un esperto informatico, tra l'altro, giusto Giampi? Ecco, sì, per chi non lo sapesse. Allora, questo comitato... Ciao Ivan, grazie. Sottoscriverai la prossima volta? Ok, perfetto. Altri fondatori. Dicevo, questo comitato sa che l'organo decisionale è l'assemblea, ma sa anche e deve sapere che ha la responsabilità di prendere delle decisioni che stiano all'interno di un perimetro, che è quello rappresentato dallo statuto, oltre che da normali regole etiche e morali, dalle quali non si può prescindere. Noi siamo sempre state le persone per le quali la parola data era sacra, la parola scritta ancora di più, chiaramente. Ci siamo dovuti distinguere da coloro per i quali le parole date e scritte sono il nulla, a meno che non siano registrati presso le istituzioni nei confronti delle quali noi abbiamo espresso il nostro disconoscimento, in quanto non ci rappresentano.
e quindi voglio dire, noi abbiamo questa responsabilità, chi partecipa chiaramente decide, perché gli assenti hanno sempre torto, ma nella consapevolezza di rappresentare le persone che condividono quella causa e che non possono magari il mercoledì dedicarli alle assemblee, agli incontri sociali, perché non hanno nulla da fare magari il mercoledì. Qua siamo tutte persone molto impegnate, per cui anche abbiamo il dovere di creare i presupposti per i quali tutti possano partecipare, quindi è indispensabile per noi trovare una sede fisica alla quale si possa accedere non solo il mercoledì sera ma anche il sabato o il venerdì, o si possano organizzare delle situazioni culturali, artistiche, sociali, eccetera. Questo è fondamentale. In questo momento io non ho contato le persone che si sono rese disponibili, però mi pare Daniele, Angelo, Giampiero, Giulio, Antonella. Prendi il microfono e dillo. Ciao a tutti, mi conoscete da tanto tempo, Antonella Stavoni. Porto avanti il discorso salute e benessere, è un discorso anche diciamo un po' più vasto, perché mi occupo di modello integrale, quindi è un discorso di educazione tra l'individuo e la società, le relazioni, per cui l'evoluzione fatta al singolo e quindi la revisione anche nell'europrogettazione dell'Agenda 2030 che stiamo portando avanti comunque a livello nazionale. Ci sono dei gruppi che ci stanno lavorando punto per punto sul discorso proprio. Loro hanno schifato questa cosa, anche secondo me era fatta bene all'inizio. Dopo ho iniziato a studiare anch'io, mi era veramente schifato all'ennesima potenza, soprattutto sul discorso della giustizia e la salute prima di tutto, che l'hanno veramente fatta grossa, molto grossa. Per cui adesso abbiamo tantissimi problemi con i vaccinati e tutte le cose che ne conseguono, per cui ci sono ancora delle cose, dei reparti chiusi a Covid, tipo Covid, che non permettono la visuale delle persone. Abbiamo un problema forse che forse ci risospenderanno come sanitari perché vogliono farci ulteriori vaccinazioni e le problematiche saranno veramente molto pesanti, per cui serve il gruppo per sostenerci. Qua serve il gruppo per sostenerci, perché da sola io non riesco più di tanto, faccio quello che posso. E quindi ho sempre fatto, sono 3 anni, da quando abbiamo iniziato con Alessandro, a portare avanti queste cose. Ho fatto la mia battaglia, per cui sono stata 1 anno senza stipendio e adesso sono tornata in portineria, in panchina, ma va bene, nel senso che comunque la relazione con gli altri, vedi un sacco di cose assurde, è tutto assurdo, è come se stessimo vivendo all'incontrario. Quindi bisogna ridare una nuova marcia e l'umanità attiva, spero che sia il mio gruppo di appartenenza per fare questo cambio di marcia. Grazie Antonella. Qualcun altro vuole mettersi a disposizione per svolgere un ruolo di consigliere o altro? Angelo, ti interessa? Troppo impegnato, sì, tra la famiglia e il tuo impegno. È la prima volta che ti vedo, Luca. Sì, Luca, piacere di conoscerti. Ciao, grazie di essere qui. Sì, Giulia deve chiarire alcune cose e poi possiamo anche fare, a chi volesse, io sarò tra quelli, sottoscrivere l'atto costitutivo per acquisire la qualità di socio fondatore, giusto Benendo? Comunque Giulia. Allora, il comitato si caratterizza per diverse tipologie di soci. Allora, sull'atto costitutivo, che è un documento ufficiale che attesta, diciamo, la fondazione del comitato, vengono inseriti un elenco di nomi che sono chiamati soci fondatori. All'interno di questo elenco di nomi ci sono anche i 7 rappresentanti del consiglio direttivo.
I soci fondatori sono automaticamente considerati soci del comitato e hanno diritto di voto. Chi non è socio fondatore o non vuole essere iscritto in questo documento può richiedere l'attestazione di socio ordinario, socio normale, insomma. Cioè abbiamo predisposto un modulo di iscrizione dove vengono sempre riportati i dati anagrafici principali e quindi chi desidera può compilare la richiesta di socio semplice. Hanno diritto di voto anche loro. I soci semplici chiaramente hanno tutti diritto di voto. Poi ci sono una, diciamo, terza tipologia di persona che concorre alla realizzazione del comitato e sono i cosiddetti simpatizzanti. In linguaggio tecnico si chiamano oblatori, ovvero sono tutte quelle persone all'interno della comunità che vengono in contatto con il comitato e lasciano una donazione, ma che non hanno a che fare con l'organizzazione interna o che non vogliono iscriversi, semplicemente danno il loro sostegno alle iniziative che portiamo avanti. Per cui c'è anche questa terza figura per chi non si sente di iscriversi. Ci tengo a precisare anche un'altra cosa. Noi abbiamo la possibilità e dovremo decidere se voler iscrivere il comitato, registrare i documenti sia l'atto costitutivo che lo statuto all'Agenzia delle Entrate. Attraverso la registrazione il comitato accede alla defiscalizzazione delle entrate, ovvero possiamo manipolare denaro, raccogliere i fondi che ci serviranno per maneggiare il denaro per la sede. Scusate, sono un po' emozionata anch'io, non sono abituata a parlare in pubblico, no? Per quello c'è Costituzione in azione. Vabbè. Per manipolare, sì. Comunque l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate ci permette di essere in regola al 100%. I documenti quindi che noi andiamo a sottoscrivere, atto costitutivo e statuto, andranno registrati, però questa operazione ci riserviamo di farla intanto se tutti siamo d'accordo di farla questa operazione e solo dopo la visione dei documenti presso un professionista, perché ci sono ovviamente degli articoli di legge, degli obblighi di legge che forse potremmo aver dimenticato o possono essere dei piccoli errori di forma all'interno dello statuto che vanno comunque corretti o rivisti prima di fare un atto definitivo, perché altrimenti ci sono poi dei costi per fare una modifica allo statuto, ad esempio ci sono dei costi. L'atto costitutivo invece viene depositato e non può essere mai modificato. Non ci sono altre cose da aggiungere, credo di essere stata chiara. Un altro punto da definire sarà poi la sede legale dei documenti, che di solito corrisponde o alla sede del presidente o uno dei soci, magari del direttivo, oppure può essere fatta anche presso uno studio contabile, da un commercialista, ti fai tenere la documentazione lì. Quello sarà poi una scelta da fare. Quindi le strade sono due, sottoscriviamo oggi il numero 1 o tutti quanti, registriamo o non registriamo, bisogna mettere i voti. Sì, bisogna mettere ai voti queste cose qua. Vogliamo votare subito in modo che poi passiamo al resto? Direi di sì. Cioè, quindi le possibilità sono due, o protocollarlo al comune e fermarsi lì, o registrarlo all'Agenzia delle Entrate, procedura per la quale le strade sono due, o semplicemente protocollarlo in comune, e questo ci potrebbe essere utile solo per tutelare la proprietà intellettuale, o registrarlo all'Agenzia delle Entrate. Per fare questa operazione, come ha detto Giulia, dovremmo accertarci che tutto quello che noi abbiamo fatto sia perfettamente rispondente alle esigenze normative e quant'altro. Giusto Marcello? Confermo. Questo statuto, per come l'hai visto, può essere sufficiente? No? Andrebbe integrato dal tuo punto di vista? Sarebbe registrabile l'Agenzia delle Entrate così com'è?
che andrebbe rivisto. Allora, ok. Allora Marcello dice che sì, si può registrare tutto, però effettivamente ci sarebbero delle cose da perfezionare perché si possa fare questa registrazione nella prospettiva che sia assolutamente congeniale anche per il futuro. Allora dobbiamo assolutamente decidere in questo momento, mettere ai voti, se vogliamo registrare l'Agenzia delle Entrate o limitarci a salvaguardare la proprietà intellettuale, protocollando in comune. Questo comunque non preclude una successiva registrazione se si cambierà decisione. Allora, Agenzia delle Entrate, sì o no? Chi è per il sì alzi la mano. Chi è per registrare l'Agenzia delle Entrate? Chi è per non registrare l'Agenzia delle Entrate? Una maggioranza praticamente assoluta. Per cui, prego. No, vorrei che fosse chiaro a tutti che finché non registriamo non possiamo raccogliere fondi. Ah, no? Non possiamo raccogliere fondi senza la registrazione perché non abbiamo, cioè fiscalmente non esistiamo. E allora? Cioè era questo E prima la cosa più quanto hai importante. fatto prima? Prima allora? Cosa facevate? Quello che Prima c'era stato un errore di forma, c'era stata una scrittura privata, diciamo in buona fede, si è agito nell'immediato, però non si era verificato questo cavillo. Per cui per questo abbiamo deciso di fare questo passo e abbiamo deciso di eventualmente passare anche da un consulente professionista per la revisione in modo che sia tutto in regola, ed è per questo che chiediamo di prendere una decisione in merito, perché ovviamente il problema qual è? La legge in Italia dice: voi siete liberi di associarvi, libera associazione, basta che non toccate denaro, questo è. Però poi ti chiedono, per entrare in una sede ti chiedono di pagare la sede, di fare un sacco di operazioni, oppure di chiedere, non so, le tessere come nelle associazioni, sono già un'entrata economica, per cui io sì mi posso associare cioè creare un'associazione, ma nel momento in cui entra la parola denaro, che sia una donazione o che sia una quota di un'attività, entra in gioco l'Agenzia delle Entrate. Se noi raccogliamo E dei il soldi per fisco. una causa specifica, che può essere l'avvocato o la carrozzina, e la ripartiamo immediatamente, non siamo classificati per questione. Di questo in particolare non so, però il nostro comitato ha una durata illimitata, ha un progetto che si protrae nel tempo. Ci sono le raccolte fondi, ad esempio per i terremotati, no? Succede una disgrazia, fanno il comitato, raccolgono fondi. La legge non va magari a dire avete fatto è una questione di emergenza, una situazione momentanea. Quindi siamo sempre in emergenza. No, ma infatti il vecchio comitato possiamo dire che ha agito in emergenza e quindi ha agito in buona fede e in emergenza, mentre noi adesso abbiamo tutti gli strumenti per informarci sulle normative e per agire nei termini. Passo la parola Emergenza attiva. No, volevo motivare un attimo il mio no. Sì. ecco. Per motivi di velocità io in questo momento andrei... Mi sentite? In questo momento andrei di corsa a registrarlo in comune, così nel frattempo abbiamo tempo di strutturare bene quello da portare all'Agenzia delle Entrate e anche tutti i progetti che possiamo iniziare a mettere in piedi, per cui non è un no, è un aspettiamo, velocizziamo una cosa così abbiamo più tempo per poter preparare bene tutto il resto, anche perché una volta che ci presentiamo in certi ambienti dobbiamo essere sicuri al 100% che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene. Ok, sì. Incoscientemente, quando eravamo all'altro comitato, non avendo tenuto mai da conto delle regole,
abbiamo raccolto fondi, eccetera, poi qualcuno in riunione disse che no, non abbiamo raccolto niente, ok, per nascondere il fatto che si era fatto illegalmente. Non lo sapevamo perché non avevamo studiata la cosa. Adesso, per non ripetersi negli errori, sì, e non incappare sulle stesse cose, cerchiamo di regolarizzare tutto questo, di modo che sia chiaro anche per tutti. E quando ci sono delle regole, bisognerà anche seguirle. Solo seguirle. Però se non c'erano, si faceva ognuno quello che si voleva e si diceva ognuno quello che si voleva. Ok. Bene, ciò nonostante noi abbiamo già un fondo cassa di 90 euro. Esatto. Sì, Claudio? Facciamo così allora, Comune? seguito, ufficio delle Esatto. Allora, in questo momento questa assemblea ha detto chiaramente che non vuole registrare all'Agenzia delle Entrate questo statuto. Ciò nonostante, questa assemblea vuole tutelare la proprietà intellettuale di questa iniziativa, che per quanto condivisa con persone un po' ovunque, che chiaramente non possono essere qui presenti, rappresenta, come tutte le realtà associative, un bene comune. Le associazioni sono beni comuni, quindi non vanno mai gestiti come una proprietà esclusiva di nessuno, e sarà nostra prerogativa collaborare con realtà associative che hanno lo stesso approccio etico, che abbiano rispetto delle proprie delibere assembleari, dei propri statuti e regolamenti. Ogni qualvolta ci verrà proposto di collaborare con qualcuno che sappiamo per certo aver violato i diritti anche degli stessi associati, perché quando non rispetti una delibera assembleare violi i diritti di tutti gli associati, quelle persone lì con noi non avranno a che fare, punto. Non ce ne frega niente, perché in questi 3 anni ci siamo mescolati con persone e realtà di ogni genere, persone che senza storia, conosciute da 1 anno, forse 2, persone ignote in questa città, si sono arrogate indebitamente la proprietà di qualcosa che era un bene comune. E allora noi saremo qualcosa di diverso, se no non siamo umanità e ancor meno potremo essere attivi. Quindi oggi nasce Umanità Attiva e facciamoci un applauso. Alessandro. Una piccolezza. Abbiamo dimenticato una piccolezza. Il presidente? Ah sì? E il vice? Il vice? Vogliamo eleggere un presidente? Con i bigliettini, Sono volontari. Ci sono volontari? Volontario, dai Giorgio. Volontari? Volontari? E lui, presidente. Troppo nero, no? Chi è favorevole alla nomina di Alessandro come presidente? Chi è contrario? Astenuta. Astenuti. Contrari? Contrari? Luca, sei Astenuto. Non sei contrario? Scusa, sembrava una cosa un po' scritta. Va bene. Vicepresidente. Vicepresidente. E il vice? C'è anche il vice. E il vice? E il vice chi è? Allora, Angelo? Vice? Allora, Angelo avrà un ruolo importante nella collaborazione con l'associazione consumatori utenti. Noi non possiamo metterlo in 2 posizioni troppo eccessive, perché noi collaboreremo con ACU e creeremo Associazione Consumatori Utenti Friuli Venezia Giulia, e abbiamo bisogno che una persona con certe competenze che Angelo casualmente ha faccia da riferimento per questa importante associazione che ha 50 anni di storia
e che ha chiesto di collaborare con noi. Quindi tramite la persona di Beatrice Marinelli, che tanti di noi già conoscono e che ha tutta la nostra stima e di tutta Italia che la conosce. Il vicepresidente e custode della cassa barra tesoriere si dice che si può nominare in un secondo tempo? Ma Sì. perché scusa farlo in un secondo tempo? Comunque siamo in un numero sufficiente, abbiamo intanto Beh, allora tra i 7 nominati. qua non si vota una persona, no? Si vota si è deciso per un progetto e in queste settimane si è cercato tra noi di trovare le persone che hanno dimostrato veramente rettitudine, ad esempio Antonella, che è stata molto bistrattata e combattuta, è presa in mezzo da tante cose e che chiaramente aveva anche le sue difficoltà della sua vita privata, di una sanitaria che si è messa non di traverso ma di più, e ha dovuto fare delle scelte che non sempre erano facili perché tanta confusione è stata creata. Il caos è un nostro nemico, noi siamo quelli che per fortuna, per genesi e destino non hanno mai perso la rotta, mai un solo istante, non ci siamo mai fatti corrompere, non ci siamo mai fatti influenzare eccessivamente, abbiamo tenuto vicino a noi anche persone che sapevamo essere inadeguate, nella speranza che potessero evolvere, invece sono involute purtroppo per loro, e quindi non possiamo far altro che augurar loro le cose migliori che la vita può offrire, visto che comunque per tutti il tempo è una dimensione che viene misurata, ma è uno spazio in cui si può solamente vivere. Ebbene, noi vivremo e aiuteremo gli altri a vivere nel rispetto dei valori democratici e solidaristici, e nel concetto che ognuno di noi è sovrano di se stesso e poi assieme si può esercitare una sovranità collettiva, e noi siamo quelli che eserciteranno la sovranità degli individui in quanto esseri umani nel rispetto del pianeta e di tutti gli esseri viventi, così come è stato scritto nel nostro statuto e così come siamo sempre stati motivati dentro di noi. Allora noi abbiamo in questo momento quindi 7 persone, giustamente, perché abbiamo Daniele Benvenuti, abbiamo Giulio Micelli, abbiamo Angelo Bernardis, Antonella Stabon, abbiamo Giampiero Cosainz, un cognome difficile per me. Siamo in 7 o no? 2, 3? Ivan no, ha detto di no, non ha dato disponibilità Ivan. Giampiero, Giulio, il sottoscritto che chiaramente si puppa, Daniele, Antonella e Angelo. Ragazzi, siamo in 6? Il vice è uscito o no? No. Siamo in 6, il vicepresidente no. Ma manca un consigliere ancora, scusate. Manca il vice. E tra l'altro, scusate, abbiamo solo l'Antonella come donna. La Silvia. Ah sì, o Silvia. Oh Silvia. O Silvia. Massimo. Massimo, Sandro, se non vai in Russia, Sandro, tesoro, per la par condicio una donna. sarebbe meglio una donna. Sarebbe meglio una donna. Una Deborah. casa. Una casa. Deborah. Angela? Dai. Cambieremo le giornate, non più mercoledì. Aspetta un attimo. No, magari cambieremo la giornata, l'idea non è quella di fare le assemblee sempre il mercoledì, che le stiamo portando avanti da 2 anni e mezzo, l'idea è quella di creare situazioni alle quali possono partecipare, se no facciamo il cerchietto magico del mercoledì, ragazzi, perché credetemi che se si cambiasse giornata dal mercoledì al venerdì, invece di essere le solite 30 persone, ce ne sarebbero almeno una dozzina diverse, e di quelle altre rimarrebbero 18, i pensionati giustamente, perché hanno un po' più tempo per loro fortuna da dedicare. E quindi manca un consigliere? Massimo, tu vai in Russia? Io vado in Russia, quindi... Ma io vengo con te, Ma Claudio? Claudio no. Gianna è troppo anarchica.
Gianna, che tu sei una pietra miliare di questo gruppo. Gianna è operativa. Gianna è molto operativa. Gianna da sola il 15 febbraio ha fatto quello che tante Gli altri persone. non lo sanno. Ci sono persone che valgono 100 a volte, ve lo posso assicurare. E Gianna è una di loro. Anita? Anita non ha tempo, poi riprenderà l'attività. Roberto è uno del maggio del 2020. Claudio? Ragazzi, ci fermiamo a 6 consiglieri e aspettiamo 7, ma è un peccato. Dai, una donna, dai ragazzi. Rossana si è ritirata alle ore 17. Mi ha detto alle ore 17 che non se la sentiva, che ha i suoi impegni, insomma. Ma intanto Giulia, no? Intanto. Giulia mi ha già detto di no, l'ho chiesto io, se vuole magari io sarei felice. È più che altro Dai, ma neanche Daniele e neanche Giampiero potranno essere molto presenti. Precettiamo Giulia. Sì, grande. Vai. Dovevo fare una piccola riunione familiare prima. Già fatta con noi. No, intanto disponibile solo magari da remoto, comunque vedremo. Poi magari essendo una nomina annuale, il prossimo anno mi auguro ci siano più disponibilità anche femminili, ecco, all'interno Fatevi avanti. del comitato. Diteli! Sette numero perfetto, vai. A chi affidiamo anche la rottura di tenere questi soldi? Perché io sto tenendo questi 90 euro e che li dovevo mettere, avevo fatto comunque una cassettina. Chi ha fatto la Cioè cassetta? io penso questo rispetto ai soldi. Intanto darei tipo un limite della liquidità di cassa che noi possiamo avere, cioè nel senso che è successo in maniera grottesca che il comitato di cui facevamo parte, di cui eravamo anche fondatori, eccetera, si sia trattenuto circa 4.000 euro nella cassa per 3-4 mesi, sostanzialmente. No? Questo è una cosa che comunque non esiste neanche dal punto di vista etico, non aveva senso, ed è stata una delle tante ignominie di cui si sono macchiati. Noi potremmo dire che non possiamo tenere in cassa mai più di 1.000 euro e i soldi che raccogliamo in cassa li liquidiamo per delle cose ben specifiche. Tra di noi ci sono delle persone che hanno dei procedimenti penali, non solo io, anche altri, e chiaramente i benefici, gli sconti che avevamo ottenuto tramite il legale a cui io avevo dato disponibilità apparterranno a questo gruppo e non ad altri, e quindi noi ci occuperemo, visto che altre persone hanno disconosciuto il diritto di essere sostenute nelle battaglie combattute fino a ieri, nonostante, cioè noi invece ci occuperemo delle nostre situazioni. Qua ci saranno almeno 5-6 persone, vedo, che hanno queste situazioni, oltre al sottoscritto. Vuoi dire qualcosa? Sì. Allora, io prima ho motivato il mio voto sul discorso della registrazione dicendo per me facciamo le cose con più calma, per quella cosa lì aspettiamo qualche mese, però vorrei sapere cosa ne pensate voi, quindi propongo una nuova votazione per vedere se a tutti va bene la registrazione adesso in comune, una volta che siamo un attimo più organizzati, fare il passo successivo che secondo me è fondamentale per... Ma visto che siamo qua tutti quanti, così almeno abbiamo un orizzonte e quando ci ritroviamo sappiamo qual è la strada che stiamo intraprendendo, insomma. Abbiamo visto i pro e i contro. Il contro? Nell'esperienza passata o in quello che stiamo per andare a fare? Cosa potrebbe comportare il contro? Che c'è un controllo potenziale di quello che stiamo facendo, ma il controllo ci sarebbe in ogni caso, nel momento che siamo vivi, siamo sotto controllo.
per cui ci potrà essere un controllo sui conti e cose di questo tipo qua, ma visto che siamo trasparenti non abbiamo niente da temere, anzi i contro ce li abbiamo se facciamo la registrazione solo in comune un domani, perché non potremo gestire dei soldi. Comunque si possono lasciare delle offerte adesso, quindi tranquillamente. Basta che non metti più di 1.000 euro. C'è già un paletto. Ma insomma, non dirlo. Ne mettiamo 999 di Io credo che Angela ha detto. Sì, solo una domanda. Che tempistica ci sarebbe tra la registrazione in comune e quella l'agenzia delle Allora, protocollare in comune. settimane, mesi, Angelo ha detto che possiamo prenderci il tempo che vogliamo per la fase successiva. Tu sei arrivato dopo e quindi non hai sentito. Praticamente questo statuto, che è discreto, però andrebbe perfezionato nel momento in cui lo volessimo registrare all'Agenzia delle Entrate, perché dovremmo essere certi di poter svolgere tutte le attività che vogliamo nel rispetto di tutte le normative e quant'altro. Viceversa, se noi lo registrassimo solo in comune, come protocollandolo, potremmo tutelarci solo rispetto alla proprietà intellettuale di questa iniziativa, ma come anche Giulia ha precisato più volte, siamo molto limitati rispetto alla gestione di eventuali fondi, ed è per quello che di fatto io dico, se rimaniamo nei termini di un contante che non supera la terza cifra e che usiamo sistematicamente per le cose per le quali vogliamo contribuire, io credo che anche dal punto di vista fiscale non sia attaccabile, perché rientriamo in un'ottica di autofinanziamento, volontariato piuttosto ristretta. Penso, non credo che la Guardia di Finanza si preoccuperebbe se le 40 persone oggi mettono 5 euro a testa e poi gli danno un avvocato che sostiene Tizio o Caio in una battaglia legale. Ecco, penso così. Poi allora io non credo che sia indispensabile decidere adesso, ma Angelo ha un'idea diversa, per me è uguale. Votiamo. Cioè io credo che abbiamo tempo di consolidarci nelle riunioni e decidere in un secondo tempo. Questo qua lo registriamo, magari non lo facciamo firmare a tutti, perché altrimenti servirebbe la doppia firma, oppure sì. Chi vuole firmare? Tra i presenti, chi vuole sottoscriverlo come fondatore, questo comitato oggi, ad esempio? Chi vuole sottoscriverlo? Io. Ma lo farei anch'io. Già che siamo qua. 15-20 persone, ok. Va bene, ma quelle persone lì, in caso siete disponibili a rifirmarlo se dovessimo rifarlo? Sì. E allora non c'è problema. Io direi facciamolo girare e firmiamolo, ok? Tranquilla. Va bene, quindi in realtà dobbiamo decidere ancora il vicepresidente chi custodisce la cassa. Io per la custodia della cassa propongo Giulio Iulia. Giulio Iulia, anche perché Giulio in particolare è in un ruolo di responsabilità di un'altra associazione importantissima di tipo religioso, e insomma è una figura assolutamente... Non che la persona che se ne occupava prima non fosse ritenuta degna, però è meglio che ci diamo una... Poi ha perso la bussola. Non so, io proporrei loro, cioè se fossero disponibili, tanto non saranno tanti soldi, abbiamo detto. Se reste disponibili, Giulio e Giulia, siamo d'accordo oppure no? La cassetta, sì. Di scoccia, io sono... Qualcuno... Va bene. Allora abbiamo detto che sarà una gestione di non molti soldi, che verranno, ti dico, io ho 90 euro che metterò nella cassetta, poi se qualcuno vorrà versare oggi qualcosa lo farà, invece facciamo passare l'atto in giro per chi vuole sottoscriverlo, ok? E poi potremo anche concludere qui questa riunione volendo, o c'è qualcuno che vuol dire qualcosa di particolare? Il socio fondatore rimane tale per sempre, comunque voglio dire non lo metteremo, non lo registreremo questo. In questa prima fase abbiamo detto che lo registreremo, cioè porteremo a protocollare in comune, per cui se qualcuno dovesse avere un ripensamento, un motivo per voler ricancellare il nome lo può fare, però diciamo nel momento in cui verrà registrato in Agenzia delle Entrate
quello che ci sarà scritto non sarà più modificabile sull'atto costitutivo. Esatto. Se uno è insicuro può sempre compilare il modello socio, quello ordinario. I dati richiesti dall'agenzia di entrate o comunque per i fondatori sono nome e cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale. Tutto qua. Per cui Anche la patente? vi chiedo. No, perché io non ho la carta d'identità. No, in realtà niente carta No, d'identità, ma cioè codice codice fiscale. fiscale, sì. Chiedo a tutti di scrivere in stampatello maiuscolo il più leggibile possibile. Va bene, grazie. Si fa quello ordinario o quello... Allora, dai, Io volevo allora fare quello ordinario, facciamo girare, quello firmiamo lì, questo atto, chi vuol farlo, e c'è qualcos'altro che vogliamo dire? C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Aviano sabato. Aviano sabato, sì, c'è una manifestazione ad Aviano contro la guerra proposta dai Serenissimi Veneti. Pensavamo di andarci, alcuni di noi pensavano di andarci e probabilmente anch'io. Qualcuno vuole aderire? Massi, Claudio, Gianna, Alessandro, Samuel, Luca? Bene? Luca? Claudio? Andiamo ad Aviano sabato. Vai, fatta. Bene? Ore 3. Ragazzi, l'ultimo applauso e ci salutiamo. Viva Umanità Attiva! Allora, qui c'è il modello socio normale, diciamo, per chi lo vuole. Ordinario. Sì, ordinario. Socio senza pensieri. Hai un appennino.